e l'ho scritta perché io sono di Cattolica, che sta vicino a Riccione. Lì c'è un posto che si chiama come un locale che si trova in questa canzone, cioè l'Ockness Pub, e la gente che frequenta questo locale, un po' come la gente che frequenta questo locale, soffre questa specie di disagio che ho raccontato nella canzone. Bottiglie vuote. Il ritrovo è qui ogni sera, stessa gente più o meno viva. C'è una rossa sui 30 anni che fa un segno al ragazzo rock. Si rinchiudono nel bagno per mezz'ora, poi di nuovo fuori. Sembrano felici, ben tagliati il loro shock. Il pianista è stanco e stenta sulle scale blues, mentre un arabo in borghese vende oggetti soft. Birre chiare, birre scure, birre grandi, birre medie no. Non siamo al bar, il suo nome ci spaventa, siamo all'Ockness Pub. Ci hanno dato tutto, in cambio dei cervelli. Lo spettacolo del nano, donne nude alle pareti e camerieri minorenni. E ci hanno preso tutto, anche gli ultimi pensieri. Siamo bottiglie vuote, il conto è alto ed ora non ci reggiamo in piedi. Ritrova qui ogni sera, come una sera lunga un anno. La rossa cerca di volare, poi suona il bicchiere con un dito. E in un minuto passa un'ora, in un minuto passa tutto, in un minuto e non è giusto. C'è solo il tempo di pagare, che siamo fuori e fuori piove. Ci hanno dato tutto, in cambio dei cervelli. Lo spettacolo del nano, donne nude alle pareti e camerieri minorenni. E ci hanno preso tutto, anche gli ultimi pensieri. Siamo bottiglie vuote, il conto è alto ed ora non ci reggiamo in piedi. Grazie. Chico ha una cicatrice sulla faccia, sta col suo fratello che si fa chiamare Spillo e sanno già sparare come dei cowboy. Chico prova al sole che scaldarsi il cucchiaino, Spillo sta rubando un altro motorino, il maresciallo guarda l'Italia dentro un bar. Vecchi materassi, copertoni, lavandini, cessi rotti, caffi disegnati sul palazzo del cornuto, gli africani alla stazione, l'avvocato dal barbiere, ancora un altro film di Alberto Sordi alla televisione. Chico è a casa con la faccia sulla radio che
trasmette la rubrica dei consigli e lui vorrebbe chiedere come si fa a fare una rapina in una banca e a scappare senza che si slaccino le scarpe e andare dove non c'è mai nessuno che ti sputa contro e ti vuol mettere nei guai. Tubi di cemento, scatoloni, pannolini, sacchi di immondizia messi come pali dai bambini. L'ambulanza della Croce Rossa, c'è qualcuno che sta male, il prete prepara la chiesa per il funerale. Spillo ha chiuso la felicità in un fazzoletto, ma si è seccata in un secondo benedetto. Pronto chi parla, sono Chicco, vieni qua, che questa volta è proprio quella buona. Basta un cacciavite per entrare in paradiso, un cacciavite, aspettami che arrivo, prendi il motorino e in un minuto sono lì. Ti rendi conto quanti sono questi soldi e com'è stato facile rubarli? Finalmente ci possiamo comprare quello che ci pare, spiegami perché non parli. Lascia stare, sta un po' zitto, non ho voglia di parlare, manca poco, abbiamo finito, andiamo via. Scappa presto, non fermarti, corri, cazzo, non voltarti, la sirena è quella della polizia. Chicco e Spillo saltano come due gatti sulla selle, schizzano tutta manetta, figli di puttana, non ci prenderete mai. Guarda che casino, guarda dove vai a finire, ho anche freddo e ho paura di morire. Stai attento, frena, ciao.